ho saputo, così mi sono informato, che oggi sarebbe la vigilia perché domani c'è il famoso Caodeano, spero di averlo detto bene, cioè come dire, il capodanno del calendario veneto. In effetti il calendario veneto, magari molti di voi lo sanno, non lo sanno, lo diciamo, settembre, ottobre, novembre e dicembre sono i mesi che una volta erano il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo mese, il dodicesimo mese del calendario veneto. Questo è anche da dire perché comunque dal punto di vista astrologico la primavera parte effettivamente dal primo, diciamo, dal primo di marzo, cioè noi siamo abituati che la primavera parte col solstizio, però dal punto di vista meteorologico e astrologico comunque il primo marzo è una data importante, quindi viene richiamata questo richiamo al risveglio della natura, che è un po' la cultura, diciamo, dell'epoca, che basava sulle attività dei campi tutto il suo ciclo di vita, e quindi richiama questo famoso questo anniversario. Quindi giusto, ho detto bene Alessandro Mocellini, questa cosa ho imparato bene la lezione. Sì, direi di sì. Possiamo aggiungere delle prospettive interessanti su questo Capodanno Veneto. Intanto chiaramente è legato appunto alla primavera. E è il momento nel quale la natura si risveglia, e quindi proprio a fine febbraio, che evidentemente negli anni bisestili si porta all'ultimo giorno proprio a fine dell'anno. Cioè se l'anno finisce il 28, quando ho un giorno in più da metterci ce lo metto alla fine dell'anno e avrò il 29 di febbraio. Nella nostra tradizione abbiamo Fora Febraro, Bati Marzo, Ciamar Marzo, e con tutte anche le filastrocche inerenti, e questo ci ricorda sostanzialmente che l'anno veneto comincia il 1° di marzo. È legato all'equinozio di primavera, e è legato evidentemente anche, in realtà, anche alla nascita di Venezia, perché viene fatta nascere leggendariamente il 25 di marzo, che nei tempi, diciamo, più risalenti era il momento appunto dell'equinozio di primavera. Viene anticipato al 1° marzo, e lì quindi abbiamo i documenti della Serenissima che circa dall'anno 1000 in poi, cioè quando il Ducatus Venetus, che diverrà il Dogado, si affranca progressivamente dall'impero bizantino, ha bisogno di una simbologia anche civile e documentale, e comincia quindi a inserire nei mesi di gennaio e di febbraio la dicitura More Veneto. Quindi oggi, Vincenzo, noi siamo il giorno 28 febbraio 2018, ultimo giorno dell'anno 2018, More Veneto, che in latino significava secondo il modo veneto. Questa è una cosa che ci si porta dietro quando si va a battere col battimarzo. Questo è insomma una delle nostre tradizioni forse più diffuse. Ecco, Mocellini, allora va bene, poi spieghiamo un po' questa Accademia della Buona Creanza, questo ABC che poi mi ha spiegato prima fuori onda, però il Caodeano, secondo lei, i giovani di oggi, 20 anni, 25 anni, conoscono un po' la tradizione secondo lei, oppure non gliene frega niente, usiamo questo termine? Io parto sempre da una frase che sicuramente è la palissiana: tutto ciò che noi conosciamo, prima di conoscerlo, non lo conoscevamo. Quindi qualunque cosa che noi oggi conosciamo è perché qualcuno ce l'ha presentata o ce l'ha insegnata, per esempio a scuola, gli amici, i parenti, o per esperienza personale. Io ho 31 anni, ricordo ancora da piccolo che circa a marzo, quando si poteva togliere il cappotto, andavo in mezzo ai campi a sparare le micette. Non sapevo perché, ma oggi lo so. E quindi quando noi andiamo a riscoprire quella che è una nostra tradizione, in realtà riscopriamo una nostra identità, che non è solamente tradizione, ma è anche maniera di vedere il mondo, e nel nostro caso, nel caso del Veneto, è anche una lingua molto forte e molto potente, che da 200 anni non è più lingua, diciamo, utilizzata a livello ufficiale, eppure resiste in percentuali che mi viene da dire quasi allarmanti. Cioè, com'è possibile che una lingua che non viene più insegnata, che viene bistrattata da quando praticamente esiste la cultura di massa, e quindi negli ultimi 150-200 anni, eppure resiste oltre il 70% qui in Veneto, che però è anche il luogo d'Italia dove si coniuga un altro fenomeno che pare diametralmente opposto, cioè l'apprendimento di lingue straniere, e invece in Veneto si incontra. Perché in Veneto abbiamo alta resistenza della lingua locale e alto tasso di apprendimento delle lingue straniere. Quindi questa cosa dovrebbe suscitare l'interesse a livello scientifico, a livello anche politico, per capire che cos'è questo Veneto.
che geograficamente non fa parte della penisola italiana, come la Sicilia del resto, che non fa parte nemmeno di quella famosa Padania, che è l'insieme dei territori le cui acque vanno a finire nel Po, ma l'Adige, la Brenta, la Piave non vanno a finire nel Po. Quindi il Veneto non rientra nemmeno nella dialettica ormai antica, di tempi 20 anni, 30 anni fa, ormai nemmeno nella dialettica Padania, Italia, eccetera, perché è una cosa un po' particolare, un po' diversa. Per esempio anche nel Sacro Romano Impero il Marchesato di Verona non era aggregato al Regno d'Italia, era considerata una marca come la Carinzia, quindi una cosa di confine. Perché? Perché tramite il Veneto i tedeschi si interfacciano con il mondo del Mediterraneo di Levante, col mondo arabo, col mondo turco, col mondo greco, e i veneti si trovano in mezzo. A Venezia abbiamo due grandi ambasciate commerciali, è il Fontego dei turchi, e i turchi sono tutti quelli, diciamo, del Mediterraneo orientale, e il Fontego dei tedeschi. Questi sono i due mercati, queste sono le due interfacce dei quali il Veneto è un anello di, diciamo, una camera di decompressione, vogliamo metterla così. Non è un caso che effettivamente l'Italia è stata proclamata nel 1861 senza il Veneto, perché evidentemente ha una funzione anche economicamente, anche diciamo, a livello di unità politica, una funzione differente. Nuovo Renault Kadjar Escape to Real. Tuo da 250 euro al mese con anticipo zero, anche domenica. C'è una bella sorpresa per i nostri telespettatori. Benissimo, allora cari telespettatori, quello che adesso sentirete e quello che vedrete sarà l'esercito della Serenissima del 1790. Quello che vedete schierato è il 16° Reggimento Treviso con 3 tipologie di divise: granatieri, artiglieri in grigio e il reparto schiavoni, che è l'ultimo in blu e rosso. Gli ordini che andrete ad ora ad ascoltare sono dell'Accademia Militare di Verona del 1795 del manuale Salimbeni. Ovviamente dovrete stare attenti perché sentirete bene gli ordini in lingua veneta e non quindi il famoso dialetto, perché è bensì una lingua. Posto! Sentirete anche al posto del colpo di tamburo, che si muovono col colpo di tamburo, sentirete gli ordini come un numero. Alto! Armi! Così, Amarone! Uno! Allora, adesso andremo a fare gli ordini del presentatarmi che si faceva solo per le cariche estere
e poi l'onore alla bandiera solo per le cariche nazionali, quindi venete, e per la bandiera della Repubblica di San Marco. Presenta l'arma! Uno! Così, a bandiera! Uno! Così, per terra! Uno! Così, spara! Uno! Così nel petto! Uno! Ecco qui. Quello che avete assistito in questo momento qua è il classico ordine di un esercito di linea, e non pensiamo alle Cernide come tanti dicono, ma bensì Venezia contava un reggimento, vari reggimenti di linea su ogni città, e questo ad esempio nello specifico reggimento Treviso ha combattuto contro l'esercito napoleonico, vincendo 2 battaglie, una a San Massimo, una a Pescantina, e è l'ultimo esercito di linea del periodo della Serenissima. L'associazione che qui conta e che qui vedete conta 150 iscritti tra fanteria, artiglieria e cavalleria, sono fatte da tutte le estrazioni sociali, quindi da militari, da carabinieri, di tutte le realtà, sindaci e quant'altro, e conta tutti gli iscritti che settimanalmente siamo su tutte le piazze del Veneto. Fino adesso su 580 comuni ne abbiamo fatti 330, e portando la nostra storia e cultura, e questo è nell'ambito, nel caso, militare. Premetto cultura, perché il fatto di essere non solo il fatto di indossare una divisa dell'esercito veneto e veneziano, ma bensì è anche un fatto di orgoglio, perché come tutti gli eserciti preunitari, visto che anche il 2 giugno c'è la parata ai Fori Imperiali, dove ci sono tutti gli eserciti preunitari, dal borbonico al piemontese, però manca l'esercito veneto. E questo, diciamo, ci deve essere un cambiamento. Anche se noi siamo tantissimi anni che insieme a Giustina Renier collaboriamo con tantissimi comuni e con le amministrazioni, però la cosa che unisce tutto questo è l'orgoglio di questi uomini, di questi anche militari, per la propria terra e per il proprio popolo, perché ricordiamoci che prima di tutto siamo sempre stati, saremo e continueremo a essere, uno dei popoli più antichi d'Europa. Bene, grazie. Allora Luciano Dorella, possiamo far accomodare allora... Sempre con gli ordini. Posto? Quarto di giro a Sanca. Sanca! Uno! Sto in marcia! Sanca! Sanca! Marcia! Segna il passo! Oh, alto! Interno ramo, prego. Bene, bene, veramente emozionante, Dorella, questa rappresentazione. Bravi, perché comunque è chiaro che dietro queste cose c'è un sacco di lavoro che Sì. ci Abbiamo vuole un po' anche raccontare. un filmato che spiega... Sì, ecco, infatti approfittiamo, visto che Dorella ci ha lanciato, allora Marco, lanciamo il primo filmato che ci racconta un po' più nel dettaglio. Vi posso dire che quando Dorella me l'ha dato l'altro giorno è emozionante, c'è poco da fare, veramente ti vengono i brividi a vedere, perché poi con la mente vai indietro nel tempo e immagini quello che c'era un tempo, quindi veramente piacevolissimo. Marco, grazie, mandiamo il filmato. L'immagine di San Marco e del suo leone furono il contrassegno di tutti i monumenti, lo stendardo di tutte le flotte ed eserciti, l'impronta di tutte le monete, la dolce speranza di tutti i cuori. Il leone, cioè il nome di San Marco, identificarono per sempre lo Stato veneto e la fierezza del suo popolo. E il grido di Viva San Marco colpisce l'orecchio, ma soprattutto tocca il cuore. E noi, popolo fiero come il leone che ci rappresenta, non permetteremo a nessuno di cancellare il nostro passato, i nostri 1100 anni di storia. Noi non abbiamo la fiaccola della verità storica, ma molto di più, un grande sentimento nei confronti di una grande repubblica e di un grande popolo, il nostro.
Bene, chiaramente come ci diceva Dorella, questo è l'inno ufficiale della Repubblica di San Marco, la parte finale per esigenze di tempo abbiamo dovuto... Allora, ci vuole raccontare che cosa l'ha spinta Dorella a creare questo gruppo? C'è la motivazione qual è? Proprio con la massima sincerità. Beh, la motivazione è l'orgoglio di appartenere a un popolo, soprattutto, che muove. Anche perché, essendo che io e la Giustina Ardenia siamo partiti con questo, ma era proprio una mancanza che c'era, che era evidente, e con altre associazioni comunque che sono del territorio, come le Pasco Veronesi, Raise Venete, Veneto Reale, altri gruppi, pian pianino diciamo, nell'ambiente veneto si è posto questo problema, cioè perché non ricreare come hanno tutti i nostri eserciti, quindi nel caso della Serenissima. È stato un dispendio oneroso molto, molto forte, però ha dato i suoi frutti, anche perché oltre, chiaramente c'è anche il problema tecnico, nel senso, le armi che voi avete visto sono armi vere, ovviamente si spara a saldo durante le manifestazioni, però ad esempio abbiamo l'artiglieria con l'esplosivo vero, con il permesso della questura, come questa sera abbiamo il permesso della questura e quant'altro. Abbiamo lavorato con queste realtà, anche con difficoltà, però alla fine tutti i comuni dei 330 hanno dato una mano enorme, c'è un'ottima collaborazione e ci sente proprio il bisogno, soprattutto il motivo è che la popolazione ha il rapporto con noi di questo motivo, cioè è proprio spinta ad avere questo, sente l'orgoglio e poi alla fine, come adesso sentirete, ad esempio l'urlo di San Marco lo canta e lo urla tutto il popolo, che sarebbe questo, lo sentirete adesso dietro di me, alle mie spalle dell'esercito. Allora l'ufficiale di linea chiamava e dopo anche il popolo rispondeva, era così. Reggimento al grido! Partera per me! Salvaggio! Partera per me! Salvaggio! Partera per me! Salvaggio! Ecco, questo qua, ad esempio, quando lo fai, ad esempio, nelle città come Verona, Treviso, insomma, il popolo esplode. Perché dopo ancora 200 anni, ancora il popolo urla San Marco? Perché il popolo si alza in piedi quando sente l'inno della Repubblica di San Marco? Perché siamo legati ed è la nostra cultura, che attenzione, la nostra cultura non ha un colore politico. Prima di tutto c'è la nostra cultura, poi c'è tutto il resto, perché il Veneto si deve sentire Veneto prima di tutto e dopo semmai si appartiene a qualche partito, ma prima c'è la cultura nostra e la difesa della nostra cultura, che dovrebbe essere una cosa di tutti e per tutti. Quindi questa è la volontà che noi portiamo nel territorio. E dietro di me, dei 150 iscritti che rappresentano tutte le realtà venete, ha dato la forza di continuare su questo, perché è giusto che sia così, come fanno ad esempio tantissimi gruppi anche nel sud e nel centro Italia, quindi non vedo perché il Veneto non deve essere come gli altri. Sì, sono d'accordo con lei Dorella, perché effettivamente da questo che si parte, come dicevo prima all'entrata della trasmissione, è da questo che si parte per creare identità, cioè non possiamo, l'identità, l'autonomia non è un timbro di uno, magari di un ministro, con tutto il rispetto che da qualunque parte d'Italia venga, che ci dice ok, allora siete autonomi. Parte proprio dalla forza, la consapevolezza e la diffusione anche tramite associazioni come la vostra. Perché la cultura è del popolo. E deve essere diffusa e il popolo si deve risvegliare anche da questo punto di vista. Dobbiamo, se possibile, accelerare ancora di più, Dorella, non solo andare nei comuni dove non siete stati, ma ritornare anche su quelli dove siete già stati, perché bisogna diffondere assolutamente questo concetto, come anche io provo a fare con la mia trasmissione alla fine. A Milano Ottica Vittoria, centro contattologia. Occhiali e prodotti delle migliori marche. Garantiamo un risparmio fino a metà prezzo. Lenti da vista. Una lente la regaliamo noi. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Apri la tua agenzia viaggi. Con il network Infovacanze sarai assolutamente indipendente, ma affiancato da un team di tutor e colleghi sempre disponibili.
Potrai far crescere la tua impresa specializzandoti in outgoing, ma se vorrai potrai sviluppare anche dei tuoi progetti di incoming. Prima di venire a parlare direttamente con me, passa dalle nostre agenzie, senti cosa dicono di noi e poi vieni a trovarci. Inizieremo un viaggio assieme. Per tutte le informazioni telefona al numero verde in sovraimpressione oppure entra nel sito www.infovacanze.it. In queste ultime settimane è montata la polemica da parte di molti diciamo, intellettuali o comunque esponenti di spicco del mondo del Sud che hanno osteggiato l'autonomia, perché loro ne fanno esclusivamente diciamo, come dire, una forma, una caratteristica di tipo semplicemente economico, cioè pensano che i veneti vogliono semplicemente i cosiddetti schei, io lo dico anche male, dell'autonomia, cioè il famoso avanzo rispetto alle tasse, rispetto a quello che si spende. Io invece credo che l'autonomia deve essere considerata come identità culturale. Il Veneto ha delle caratteristiche uniche, delle caratteristiche particolarissime che lo identificano sotto l'aspetto della cucina, sotto l'aspetto dei monumenti, sotto l'aspetto della cultura, anche delle proprie origini storiche. Ecco, la mia trasmissione in queste settimane, se ci sarà la possibilità, come spero e vorrò, fino a giugno, ecco, andrà proprio alla ricerca di questa identità. Quindi faremo questa scoperta assieme di questi aspetti, perché sono sicuro che molti di voi magari avranno sentito solo parlare di cultura, di storia, lo vedremo anche nelle prossime puntate, e invece c'è tanto da scoprire, c'è tanto da informarsi e ripeto, se noi non prendiamo coscienza, consapevolezza delle nostre origini, della nostra identità, del nostro modo di mangiare, sicuramente questo aspetto non è più autonomia. L'autonomia nasce anche da questo, essere consapevoli di questa coscienza. Bene, prima di parlare, di presentare gli ospiti, vi voglio subito dire gli argomenti. Oggi parleremo ovviamente di autonomia veneta, gli aggiornamenti sulla situazione, quella che si sta creando, perché ogni giorno ci sono delle novità. Un aggiornamento sul disastro di Belluno che c'è stato durante l'inverno e ancora cucina veneta. Come dicevo prima, spesso qua alla fine ci vogliono, fra virgolette, sabotare, io dico l'autonomia, perché dico al sud, io poi mi sono informato, ho chiamato anche amici giù in Sicilia, in Calabria, ma tanto voi lo fate solo per i soldi, alla fine vi interessa solo quello. E invece adesso scopriremo nelle prossime puntate, anche in questa, che effettivamente il Veneto invece ha delle caratteristiche. Oggi parleremo principalmente di cucina, perché abbiamo Paolo Caratozidis e anche Andreas Ronclo, che sono giornalisti che spiegano, il primo Coco, il secondo blogger e giornalista, che ci spiegano quali sono anche le caratteristiche culinarie del nostro territorio. Però c'è da dire una cosa, Paolo Caratozidis, effettivamente oggi l'Italia pensa che in Veneto si mangi male. Vogliamo sfatare un po' questo mito, perché alla fine quelli del sud dicono ma noi abbiamo la pizza, a Napoli siamo famosi, si mangia bene, in Sicilia abbiamo questo, i dolci, eccetera, eccetera. Abbiamo delle ottime pizzerie, forse tra le più premiate anche in Veneto, comunque, tanto per chiarire. Comunque credo che sia, diciamo, più forse una burla. Credo che il Veneto non abbia nulla da imparare, diciamo, cioè abbia molto da imparare, ma non abbia nulla da invidiare, ecco, dalle tradizioni culinarie regionali italiane, ma anche straniere. La cucina veneta rappresenta un mirabile esempio di cucina internazionale, probabilmente, e non è un'iperbole, è il primo esempio di cucina, passatemi il termine, fusion o diffusione della storia, quando noi sbarcavamo tonnellate e tonnellate di spezie a Venezia, dalle altre parti non avevano nemmeno la cognizione di quello che rappresentava la cucina veneta in termini di prodotto e di cultura del prodotto. Quindi noi abbiamo una storia millenaria a livello gastronomico che purtroppo è stata sempre sottostimata dalla critica gastronomica internazionale e nazionale già dai tempi del Pellegrino Artusi, che ci liquidava in 3 righe con un po' di risi, un po' di fagioli, un po' di polenta, ma
La geografia del nostro territorio è una geografia talmente complessa, talmente variegata, basta pensare, abbiamo la laguna, abbiamo la pianura, abbiamo i colli vulcanici, abbiamo le prealpi, abbiamo le Dolomiti, abbiamo il lago di Garda. Cioè questa è una piccola nazione da un punto di vista oggettivo e quindi rappresenta una complessità di prodotti, di storie gastronomiche. Noi andiamo a incrociare la cucina mitteleuropea. Sull'Imes del Po, sul confine del Po, abbiamo degli elementi di cucina emiliana, abbiamo degli elementi di cucina perfino medio orientale o asiatica e questa cucina è sempre stata innovativa. Ecco, la parola d'ordine della cucina veneta è sempre stata l'innovatività e su questa noi non abbiamo da invidiare veramente nulla. Allora, Frank, alla fine, quindi Venezia sicuramente è una città di business, tutti ne approfittano anche i veneziani, perché si sa che i bed and breakfast famosi che lei ha citato, e i negozi di vetreria, di bigiotteria, che vabbè qualcuno ha mai in mano ai cinesi, però sicuramente è, diciamo, infatti l'hanno definita addirittura qualcuno Gardaland della situazione, però Venezia alla fine ne esce sconfitta dal punto di vista proprio morale. A voi a seguire così, grazie Vincenzo. Ma il punto qua, è molto semplice, che è una totale assenza, una totale mancanza di voglia, di progetti, di rendere tutte e due città a misura del cittadino, come che dovrebbe essere e come che è sempre sta. Perché? Perché bisogna mangiare sora, perché bisogna continuare l'opera di distruzione che è sempre stata fatta. Mi riferivo prima al discorso del spopolamento, proprio ti vedi che se più di 40 anni, che non importa che giunta comunale vada su, ma chi che se sue grandi careghe che se ne va a fregare completamente di questo aspetto, volutamente, dobbiamo vedere dei case dell'Ater, per esempio, che dagli anni 90 può disporre delle proprie case, dei propri posti in maniera più libera, va bene, quello che ti vuole, però se andiamo, per esempio, zona di Santa Marta, che se non è altro che case seraie, perché se andiamo, per esempio, a tante case del comune, che se a catasto, se messe, se seraie anche a qui, tanta gente le occupa. Occupare va bene? No, ma io capisco, perché se uno vuole stare a Venezia, non può, perché non che se graduatorie fatte bene, non che se... aspetta, adesso che se, giustamente e insospettabilmente adesso, che se 25 case del comune
che venirà messe a disposizione per i residenti. Sì, beh, ma mi ricordo che se ne aveva parlato di 30.000 persone, queste case qua a mai appena che ne dà 80, va bene, meglio che una piada sui denti, mi dico no, perché se sempre e comunque per cercare di farsi campagna elettorale per far vedere dai ho fatto qualcosa. E come che dicevo in altro video, dicevo questa è classica cioppa de pan che te dà per non farti vedere che io devo farsi un pranzo di sie portate. Perché secondo i suoi progetti, almeno questo sembra, me se corregga se sbaglio, me se smentissa se dico boiae, che c'è da fare. Venezia deve essere a parte del lusso, da medio a alto livello. E Mestre che deve essere ancora una volta trattata come strasonda pie, che deve essere ancora un dormitorio low cost, che però vive solo ed esclusivamente adesso dell'indotto, dei bricioli e di quello che dà Venezia. Questa è una roba inaccettabile. Oh cacchio. Bene, senta Duce, so che lei fa continuazione video proprio anche con... Sì. Si vede fatti anche col cuore come il suo intervento di prima. Ecco, allora cambiamo un po' i ruoli. Se lei oggi fosse il sindaco, mettiamo che oggi per 24 ore lei ha la possibilità di fare il sindaco di Venezia, che cosa le piacerebbe fare? Concretamente però, cioè senza... Se mica avesse sto gran onore, perché se so che è un onore, innanzitutto prima un attimino, scusami, ne taria e carega perché sentaria odore di busiari. E ora non mi piace, no? Mi traduca il termine perché non... Bugiardo! Ah, in quel senso, no, scusi. Scusate voi che non intendete il venetico linguaggio. Comunque, a parte scherzi, prima roba che faccio, subito, quello che una giunta dovrebbe fare immediatamente, fermare questa emorragia schifosa di persone, attuare politiche sulla casa, andare a vedere le case come chiese. Voglio subito, sono il sindaco, buongiorno, voglio un report immediatamente di tutte le case che chiese. Ciamo l'atter, perché non ti metti a disposizione? Te dago anche un incentivo a chi che ha case di proprietà, perché chi che ha case di proprietà è giusto che con la sua proprietà entro i termini della legge che faccia quello che ti vuole. Ma se può fare dei politiche di sgravo per incentivare a dargli un affitto a un residente anziché al turista, ti pongo un limite, che so, 3 mesi all'anno ti puoi affittare i turisti e dopo per esempio ti assi Attica da fare un'altra roba. Innanzitutto poi bed and breakfast, voglio fare i controlli, perché che ne sei tanti di abusivi, che ne sei circa 1000 di abusivi. Subito andare a fare i controlli, Gaby, se è la polizia locale, o chi per essi, deve fare i controlli, deve vedere queste persone qua, ti ciappi, ti sistemi e ti metti a disposizione chi è calti che dici adesso ti devo mettere a disposizione per i residenti, perché tutti si muove all'interno della legge, ma se la legge non è fatta perché vada a vantaggio del cittadino come residente, ma solamente per le tasche di chi che la sfrutta, sto problema sarà sempre e comunque presente. Altra roba, scusa, subito un'altra roba molto importante, perché si basa sempre su 2 robe a città. Una città vive con residenzialità e lavoro. I mestieri che c'era una volta, tutti che abbiamo visto sparire, il Kaeger, e non che sia più un Biavarol, che sia così, perché? Tutti i problemi legati al spopolamento. E se tutto un indotto che si sta fatto perché adesso ti trovi a pasta takeaway. Ma il veneziano si è fatto a pasta takeaway, mi passo a casa col tecino. Cosa abbiamo fatto a pasta takeaway? Ma non è solo che quello, tutta sta... e subito un'altra roba importante. Parliamo del turismo. Il turismo che gada è un'ottima risorsa, che se persone che campa col turismo, e se è giusto che sia, ma deve essere regolato, ok? Deve essere regolato. No, le tasse d'ingresso che non serve a niente, solo a farsi musina. Cosa è un problema con 20 euro? Aspetto 2 settimane, mi faccio su musina e vengo stesso. Ma chi è l'intelligentone che ha pensato a sta roba? Scusami un attimo. Io non so chi cos'è. Ti ciappi e ti regoli, il turismo va regolato alla fonte. Non così tutto qua ti formi solo colli di bottiglia, perché le soluzioni qua di solito cosa c'è? I tornelli? Ste boiaie qua? Cioè sembra quasi che sia venuto uno da spazio e che ha detto bene, adottiamo le soluzioni che su Alfa Centauri vanno bene. Fioi, se Venezia e semestre, non c'è altri posti di sta terra, ok? Bisogna fare delle soluzioni che sia adatte. E ora ti chiami chi che sei delle categorie dei lavoratori, ti domandi ai proprietari di case come che sei persone, ti domandi ai persone che vive, perché il problema della residenzialità non lo gade certo quello che ha 150.000 euro all'anno, che se ha 2, 3, 4 case, lo gade persone che sono monoreddito e i lavoratori dipendenti. E ti dice uno che se cresciuo, nato e cresciuo su una casa del comune, ok, a Saccafiso,
Ciao Fiori. E il punto è sempre quello. Bisogna che la gente sia costretta a fare il bene della città. Bisogna che la politica si occupa dei cittadini e dei suoi problemi. Basta magnarghe. Nuovo Renault Kadjar Escape to Real. Tuo da 250 euro al mese con anticipo zero, anche domenica. Apri la tua agenzia viaggi. Con il network Infovacanze sarai assolutamente indipendente, ma affiancato da un team di tutor e colleghi sempre disponibili. Potrai far crescere la tua impresa specializzandoti in outgoing, ma se vorrai potrai sviluppare anche dei tuoi progetti di incoming. Prima di venire a parlare direttamente con me, passa dalle nostre agenzie, senti cosa dicono di noi e poi vieni a trovarci. Inizieremo un viaggio assieme. Per tutte le informazioni telefona al numero verde in sovraimpressione oppure entra nel sito www.infovacanze.it. A Gilma, alla fine mi sa che fra un po', se non ho capito male, sono ignorante, faccio sempre la parte dell'ignorante di quello che non sa e vuole capire, sicuramente quindi saremo costretti a importare, uso questo termine, manodopera da altri paesi dove invece, magari con Carraro ne abbiamo parlato anche fuori onda, ci sono certi paesi, dei paesi dell'est, dove invece sono più giovani che vecchi, quindi perché il benessere è appena partito da 20 d'anni, quindi siamo, fra virgolette, saremo costretti ad assumere persone, quindi alla faccia dell'autonomia. Ma venendo nello specifico della sanità, non ho le competenze sufficienti per poter proferire verbo. L'unica cosa che mi viene a pensare è che su una cosa che dice Zanellato non posso dargli torto, ovvero sia che le competenze della sanità sono in carico alla regione, questo è un dato di fatto. Poi la singola specificità in ambito territoriale non so da chi venga gestita, però di base è la regione che lo gestisce. Venendo invece al discorso dell'autonomia, io vedo che ho alla mia destra un rappresentante della Lega ex Nord e un rappresentante del PD, entrambe veneti, e sono sicuro, su Schiesaro ci metto la mano sul fuoco, che abbia votato sì al referendum per l'autonomia. Su Zanellato penso, esatto, e questo dimostra tante cose. Allora, in questi giorni c'è la sagra della Lega ex Nord a Treviso. Saranno presenti tutto il bel gota della regione e perché il dice sagra, scusi? Beh, la chiamano festa, per me è una sagra, se mangia e se beve. Comunque, per capire, sì, in realtà c'è un po' di sfottò, perché lo spiego. Allora, ribadisco, alla mia destra ho due veneti, indipendentemente dalla posizione politica, che hanno votato sì al referendum per l'autonomia.
E sono certo che questi due veneti, uno del PD e uno della Lega, vogliono l'autonomia tanto quanto la voglio io, e come presumo la maggior parte delle persone, se non tutti quelli che sono seduti in questa stanza. Il problema è che abbiamo dei freni e mi spiace per Schiesaro, che gli faccio i miei migliori auguri per la sua campagna elettorale, ma in questo momento sta portando avanti una battaglia a parole, quella dell'autonomia, quando in realtà il suo capo, perché di questo stiamo parlando, è onestamente il freno maggiore. E chi è il capo? Non sto parlando di Zaia, sto parlando di Salvini. Salvini ha fatto delle grandissime operazioni portando avanti quelle che sono le sue istanze, che hanno fatto sicuramente breccia nel cuore, anzi più che nel cuore, nella pancia di molti italiani, ovvero sia contro i migranti, eccetera, eccetera. Poi però in realtà ha fatto anche la legge sulla difesa, eccetera, eccetera, ma non si è speso per il 98,1% dei veneti, cioè oltre 2 milioni e mezzo circa, che hanno votato per il referendum all'autonomia. Mi ricordo che diceva che con lui al governo dopo 15 minuti ci sarebbe stata l'autonomia, mi sembra che 15 minuti siano passati abbastanza, capisco che ci siano dei freni burocratici, ma è altrettanto vero che volere è potere. Così come ha messo dei paletti nei confronti dei 5 Stelle per portare avanti le cose che voleva, forse sarebbe stato il caso anche di perorare la causa veneta, non solo veneta, anche lombarda e guarda caso anche dell'Emilia Romagna. Il problema è che il capo di Schiesaro è più interessato a portare avanti, a costruirsi un elettorato al sud, piuttosto che dare voce a quello che era il suo vecchio elettorato. Poi purtroppo c'è un problema a monte, ovvero sia persone come Schiesaro, che io apprezzo, che sia ben chiaro, fanno il gioco di Salvini, nel senso che nel territorio dicono autonomia, 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 quando in realtà il capo dice ste cani, fio, ste romper. Questo è il concetto di base e purtroppo molta gente continua a crederci. Io mi auguro che la gente si svegli, che la gente capisca che è un pacco clamoroso, che la gente capisca che il freno maggiore in questo momento all'autonomia non è la Liga Veneta, ma è la Lega ex Nord, e spero che lo capiscano. Schiesaro, e spero che lo capisca anche Schiesaro. No, io, a parte che sono d'accordo sul fatto che noi dobbiamo chiedere l'autonomia, io ho votato sì, come hanno votato la stragrande maggioranza dei veneti, ma credo che per portare a casa i risultati bisogna essere seduti al tavolo, uscire, quando i problemi si risolvono parlando e soprattutto stando sul tavolo e guardandosi diciamo negli occhi. Credo che per portare a casa i risultati bisogna stare al governo, perché è lì che si portano a casa le competenze e non è certo facendolo cadere o tornando a casa che si portano a casa i risultati. Non sono d'accordo con te, nel senso che Matteo Salvini si è impegnato insieme a Luca Zaia, insieme a Stefani, che purtroppo in questi giorni si sa ha avuto un lutto in famiglia perché è mancato il padre e quindi anche qui va bene, quindi vanno le condoglianze mie personali e c'è un fatto da dire, che il governo è in piedi da 270 giorni, non è in piedi da 2 anni e 7 mesi, Marco, 270 giorni. 270 giorni e si sa che è più facile fare la quota 100 reddito di cittadinanza che trasferire 23 competenze dal governo alla regione. Le regioni non sono nate nel 46, sono nate negli anni 70, quindi non è che l'autonomia si fa in 270 giorni, bisogna mettersi attorno a un tavolo, bisogna guardare la Costituzione, bisogna modificare la Costituzione, bisogna modificare le competenze. Marco, non voglio interromperti, però ti do un input soltanto. Ora, chiunque della Lega Veneta, okay? Cioè coloro i quali sono scientemente convinti che l'autonomia sia un progetto da portare avanti, stanno ripetendo come un mantra in tutte le trasmissioni televisive, eccetera, eccetera, ciò che stai dicendo tu. E io ti capisco, perché devi portare avanti l'istanza del tuo partito. Credo, non è che ci capisco. Ma il problema è che io ci credo hai visto il film Matrix, le 2 pilloline, quella blu e quella rossa? Sì. Io spero che ti svegli anche tu, perché caspita, cioè, non è nessun tipo di offesa o roba del genere. Ora, non è possibile non vedere la realtà. Allora, reddito di cittadinanza, che è un pacco clamoroso rispetto a quello che era stato votato anche... Cioè,
parliamoci chiaro, il centrodestra aveva un progetto ben chiaro che aveva 2 istanze, flat tax era una, ok? Poi c'era una serie di altre, però la flat tax era la base, ossia andare a dare una mano alle aziende per poter produrre. Produrre crea benessere, se crei benessere, ma questi sono ragionamenti che penso che se facciamo io, te e anche Zanellato siamo tutti quanti d'accordo, ok? Allora, quando in realtà si è seduto nel tavolo dei bottoni, perché è quello che ha fatto, ha semplicemente operato una politica di campagna elettorale quotidiana, il buon Salvini. Una volta che ha smesso di poter fare la campagna elettorale sui migranti, perché oggettivamente ha fatto un buon lavoro su quel tipo di discorso, ok, non sapeva più che pesce pigliare, sta cercando di continuare a prendersi voti al sud e al nord, non ne frega niente. Ora, io veramente mi domando come fanno i leghisti oggi, gente che io ho tantissimi amici leghisti, sia ben chiaro. Allora, ma come si fa ancora a credere che Salvini sia un partito territoriale? Non lo è più, è un partito nazionale che non ne frega niente di quello che è stato il referendum. Ora, vi dico solo una cosa. Allora, il Movimento 5 Stelle, nel programma di governo, anzi nel contratto di governo, tra le tante cazzate che ci sono scritte, ok, ce n'è una legata al referendum, anzi c'è una serie di cose legate ai referendum. Ora, vorrebbero fare il referendum senza quorum, prima cosa. Vorrebbero dare la democrazia diretta. Sono d'accordo io. Ma io sono d'accordo. Ma è una cazzata clamorosa. Cioè, stanno dicendo nel contratto di governo, noi l'abbiamo già fatto un referendum. Io direi che il quorum è stato raggiunto perché abbiamo preso... Aspetta, ricordo a tutti che il 98,1% sul 62% dei votanti vuol dire che c'è la maggioranza assoluta dei veneti che ha votato sì per il referendum. Ma non ha detto che l'autonomia non viene fatta. Ma ragazzi miei, per fare l'autonomia non è solo del Veneto, l'autonomia della Lombardia, dell'Emilia Romagna, cioè non è che si fa in 270 giorni. Bene, allora, dato che l'abbiamo fatta, cioè, penso che lo capiscano chiunque, è che magari tu porti avanti un'istanza di indipendenza veneta che non è sovrapponibile a quella della Lega, che poi dovremmo essere assieme. Per l'autonomia Veneto. Vabbè, quello che è. Che poi io nel mio animo vorrei l'indipendenza è un altro paio di maniche. Sì. È un altro paio di maniche. Ma l'indipendenza si fa stando al tavolo e dialogando con chi le cede le competenze. Se quello che raccontava Zaia, ovvero sia 23 competenze e 9 decimi di residuo fiscale, guarda che darà l'indipendenza, che è un passo tanto breve, cioè, tanto breve. Quindi io sto battendomi per avere esattamente ciò che ha promesso Luca Zaia ante referendum per l'autonomia. Esatto. Benissimo, grazie allora Girmo.